103 23 114. Tenete a mente questi numeri e tenete a mente questo elenco: 3 pistole Beretta calibro 9, un fucile d'assalto Kalashnikov, 3 pistole semiautomatiche di fabbricazione ungherese calibro 9 Parabellum, un fucile Remington modello 700 calibro 222, un fucile Beretta semiautomatico AR-70, una rivoltella tamburo marca Colt, un pugnale con lama di 18 cm e custodia in cuoio, un pugnale di 16 cm con manico chiaro in madreperla, un coltello serramanico in acciaio, un pugnale con manico in gomma, 4.462 munizioni varie, 3.022 bossoli, 3.086 ogive, 7.089 inneschi, 4 kg di polvere da sparo, 5 kg di precursori per esplosivi, le sostanze che servono per fabbricare una bomba. Tutto questo venne trovato a casa di una persona, di un capo, il più insospettabile tra tutti gli assassini. Poi c'erano i suoi complici, e quell'elenco va moltiplicato per 5-6 volte. Vanno aggiunte decine di altre pistole, esplosivi, coltelli a scatto, fucili a pompa, fucili a ripetizione manuale, le versioni cosiddette civili di armi da guerra. Questa storia inizia lungo un'autostrada, la A14, che da Bologna porta a Taranto, in Puglia. La notte del 19 giugno 1987 un'auto, una Fiat Regata grigia, con la targa illeggibile perché coperta di fango, accostò al casello dell'uscita di Pesaro. Scesero 2 rapinatori. Avevano entrambi un fucile a pompa. Minacciarono l'addetto al casello e portarono via 1.300.000 lire. Sarebbero poco più di 1.500 euro oggi. Quella notte a Pesaro era iniziata una bruttissima storia, tanto incredibile quanto cattiva. Contò il denaro, ma forse di più la ferocia fine a se stessa. È una storia di cui non si è ancora capito tutto. Ma torniamo a quei numeri iniziali. 103, 23, 114. 103 è il numero delle azioni criminali, 23 il numero delle persone uccise, 114 il numero dei feriti. Furono ammazzati e feriti durante rapine a banche, caselli autostradali, uffici postali, supermercati, tabaccherie, ma furono anche uccisi così, per nulla, per uno sguardo. E a volte non ci fu nemmeno quello. Questa è una storia che racconta la capacità che hanno alcuni esseri umani di fare del male. Il 26 giugno 1989 a Bologna un uomo di 53 anni stava pedalando in bicicletta, vestito con una tuta da ginnastica. Vide 2 uomini che correvano sparando in aria. Avevano appena rapinato un furgone portavalori. Gli urlò «Safet, delinquente!» in dialetto bolognese. «Cosa fate, delinquenti?» Uno dei banditi si fermò, tornò indietro, li puntò contro il fucile, sparò e lo uccise. Il 18 agosto di 2 anni dopo, 3 ragazzi originari del Senegal erano in auto a bordo di una Fiat Uno blu, lungo la statale Adriatica, dalle parti di San Mauro Mare, nella provincia di Forlì Cesena. Erano lì in vacanza, facevano i muratori tutto l'anno nel Lecchese. Un'auto a fianco alla loro, i finestrini si abbassarono e da dentro iniziarono a sparare con un fucile. Morirono 2 ragazzi, il terzo sopravvisse. Quando lo interrogarono non riuscì a dire perché qualcuno avesse sparato. Non c'era motivo, disse, nessuna ragione. Infatti, non c'era. Prima, dopo, in mezzo a questi 2 episodi, ce ne sono stati tanti altri, sempre con una caratteristica, un uso senza nessuno scrupolo delle armi. Spararono in mezzo alla strada, nei locali pubblici, a piedi e dalle auto, spararono anche a chi non poteva difendersi. Spararono a chi stava dormendo e a chi stava tranquillamente pedalando in bicicletta. Un testimone che li vide in azione disse che i banditi procedevano quasi in formazione, con movimenti coordinati. Dopo ogni sparo si piegavano leggermente sulle ginocchia per ammortizzare il colpo. Sembrava una danza, spiegò. Libero Gualtieri, ex senatore emiliano, presidente in quegli anni della commissione stragi, disse:
Non hanno mai sparato per aprirsi la strada verso l'obiettivo, né per proteggersi la fuga. Sparavano per uccidere. Sembrava che solo questo importasse loro, più ancora del bottino. Questa storia ha coinvolto 2 regioni, Emilia-Romagna e Marche, per 7 anni. È una storia di indagini difficili, ma anche di depistaggi, di sviste clamorose, di coincidenze incredibili. È la storia di un identikit appeso in una bacheca. E quell'identikit era identico al volto di una persona che davanti a quella bacheca passava ogni giorno. Ci passava lui e ci passavano coloro che lavoravano con lui. Eppure nessuno notò la somiglianza. È la storia del lungo, del corto e dell'anello debole, e di 2 investigatori che alla fine capirono quello che sembrava inimmaginabile. Ma è anche una storia in cui mai ci fu, in chi commise quei delitti, un istante di pietà. Quegli uomini fecero esplodere la malvagità in tutta la sua potenza. Malvagità, non c'è un altro termine per definirla. Questa è la storia della banda della regata grigia, che a un certo punto divenne la banda della Uno bianca. Io mi chiamo Stefano Nazzi, faccio il giornalista da tanti anni e nel corso della mia carriera mi sono occupato di tante storie come questa, quelle che nel tempo vi sono diventate familiari e altre che potreste non avere mai sentito nominare. Storie di cronaca nera, di cronaca giudiziaria. Il podcast che state ascoltando si intitola Indagini ed è prodotto dal Post. Vi racconterò ogni mese, una volta al mese, una di queste storie, tentando di mostrare non tanto il fatto di cronaca in sé, il delitto in sé, bensì tutto quello che è successo dopo, il modo in cui si è cercato di ricostruire la verità, le indagini giudiziarie e i processi con le loro iniziative, le loro intuizioni e i loro errori, il modo in cui le indagini hanno influenzato la reazione dei media e della società e il modo in cui i media e la società hanno influenzato le indagini. Alla prima rapina del casello autostradale di Pesaro ne seguì un'altra, 7 giorni dopo, al casello di Riccione. Altri 6 giorni e venne rapinato quello di Cesena. Nella stessa notte toccò a Rimini. Altri 4 giorni, rapina al casello di San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna. 12 giorni dopo di nuovo Riccione. Altri 6 giorni Ancona. 7 rapine in poco più di un mese, dal 19 giugno al 24 luglio. Lo stesso 24 luglio, dopo il casello di Ancona, i rapinatori entrarono nell'ufficio postale di Coriano, in provincia di Forlì. Poi 3 giorni dopo un altro casello, di nuovo a San Lazzaro di Savena, e il 4 agosto ancora a Rimini. Il 13 agosto rapina al casello di Riccione. Il 31 agosto di nuovo al casello di San Lazzaro di Savena. Non ci sono soldi e appena passato il furgone portavalori a ritirare l'incasso della giornata. Uno dei banditi si innervosisce. Spara con il fucile a pompa alla gamba dell'addetto del casello, Roberto Recuperati. Il 5 settembre rapinano un altro casello autostradale, a Cesena. Disse uno dei capi della banda, anni dopo. Andammo su e giù 3 notti per l'autostrada e non avevamo il coraggio di scendere. Infine scendemmo, una mano dentro al cassetto e andammo via come delle lepri. Era tanta la fifa che non ricordo se sono sceso. Nessuno era convinto di riuscirci perché sapevamo che non era tanto facile. È stata dura iniziare. Passai le notti in bianco perché ero cresciuto con certi principi, certe convinzioni. Se il primo colpo fosse fallito, ci avremmo riprovato. Il secondo successo fu determinante. Andammo già più sicuri di noi stessi, più convinti, più decisi. Se ne fa una, se ne fa un'altra e un'altra ancora. Poi ci si trova a farne una dietro l'altra senza neanche accorgersene. Alzammo il tiro mossi dal desiderio dei soldi, dall'avidità, un'avidità spinta anche dal bisogno di provare maggiori emozioni. I bottini sono scarsi, l'impiego di armi sproporzionato. Usano sempre una Fiat Regata grigia con la targa sporca di fango.
Sui giornali la chiamano la banda della regata fantasma. Ricorda il giornalista Giampiero Moscato, allora capo dell'agenzia ANSA a Bologna e inviato del Corriere della Sera. Quello che veniva notato era appunto che avevano un armamentario da rapinatori importanti e in realtà facevano dei bottini modesti. Si è poi visto che non era poi del tutto vero nemmeno questo, perché alla fine il bottino comunque nel numero di rapine che avevano fatto non era stato così irrisorio. Comunque effettivamente il problema era che questi erano pronti a tutto, volevano evitare guai in caso di intercettazione da parte delle forze dell'ordine, quindi erano armati per poter sfuggire. Ma non si è mai dato il caso, perché erano rapine talmente modeste, talmente improbabili, che alla fine questa situazione di pericolo per loro non si è mai verificata. Certo che si presentavano con un piglio molto, molto, molto aggressivo. Poi le rapine ai caselli si fermano e succede altro. Ai primi di settembre, un concessionario di auto di Rimini, Savino Grossi, riceve una lettera. C'è scritto: o ci dai 30 milioni di lire o ti ammazziamo. Il 10 settembre di notte qualcuno spara colpi di proiettile contro le vetrine del suo autosalone. Poi richiamano Grossi, dicono: hai visto che succede se non ci dai retta? Lui risponde: va bene, vi pago. Va però al commissariato di Rimini e racconta tutto. La consegna del denaro agli estorsori viene organizzata per il 3 ottobre. L'appuntamento è fissato sotto un viadotto dell'autostrada A14, vicino a Rimini, di notte. L'auto di Grossi è seguita da un'auto in borghese della polizia. I banditi hanno detto: prendi l'autostrada Rimini Sud, poi esci a Bologna, torna indietro verso Rimini. Fermati sotto ogni ponte e conta fino a 10. Dove vedrai una borsa che penzola dal ponte, metterai 30 milioni. L'auto di Grossi e le auto della polizia arrivano sotto un ponte, a 4 chilometri da Cesena. Si fermano. Quando vedono che Savino Grossi non è solo, i banditi iniziano a sparare. A bordo di una delle auto della polizia, assieme ad altri agenti, c'è un funzionario della questura di Rimini che sarà poi molto importante in questa storia. Si chiama Luciano Baglioni. Quella notte sparò verso la figura di un uomo alto, con un impermeabile chiaro, che scappava risalendo una scarpata, sparando a sua volta. Ha ricordato, parlando con un programma di Rai 2, Ada Di Campi, che quella sera era sull'auto della polizia. Io ho capito di essere stati oggetto di un conflitto a fuoco crudele, micidiale. Ada Di Campi è stata ferita alle gambe. Un altro agente, Luigi Cenci, che era nascosto nel bagagliaio dell'auto di Grossi, è stato colpito al collo appena sceso dall'auto. L'agente Antonio Mosca è stato ferito con 5 proiettili al torace. Un altro proiettile è entrato nello zigomo. I medici devono asportargli una parte di polmone. Morirà 2 anni dopo per un tumore. Anche se i periti hanno detto che non era certa la connessione con le ferite riportate, il fisico debilitato non lo ha aiutato a combattere la malattia. L'11 novembre tentano di rapinare l'ufficio postale di Idice, in provincia di Bologna, ma la rapina va male. Il 21 novembre assaltano la prima Coop, a Cesena. Vengono rubati 78 milioni di lire. Il 14 dicembre ci riprovano a Idice, niente di fatto nemmeno stavolta. Sparano sempre di più. I giornali, con frasi fatte consuete, parlano di inferno di fuoco, pioggia di piombo. Sono frasi fatte, appunto. È vero però che quella banda usa le armi senza nessun freno. Potrebbero lasciare a terra decine di vittime e sembra che non gli importi nulla. Il 30 gennaio 1988 una Fiat Argenta arriva davanti al supermercato Coop del quartiere Celle, a Rimini. È lo stesso istante in cui arriva il furgone portavalori per prelevare l'incasso della giornata. I banditi scendono dall'auto. Potrebbero portar via i soldi solo minacciando le guardie e invece iniziano a sparare. Muore una guardia giurata, Giampiero Picello. L'altra guardia giurata, Rodolfo Miccoli, viene ferita gravemente.
I rapinatori sparano a turno senza alcuna ragione o alcun senso. 8 proiettili colpiscono una bambina di 9 anni, anche alla testa e al volto. Sopravviverà. Poi i banditi risalgono in auto e vanno via. I soldi rimangono nel piazzale. A Rimini, capitale del divertimento estivo, una sanguinosa rapina ha proposto ieri sera un tragico scenario da metropoli americana. In una sparatoria davanti ad un supermercato nella zona Celle è stata uccisa una guardia giurata e 6 persone sono rimaste ferite. 20 giorni dopo lo rifanno, a Casalecchio di Reno, in via Marconi. Ancora un supermercato Coop. I rapinatori sono appostati. Alle 20 arriva il furgone portavalori. A bordo ci sono 2 guardie giurate, altre 2 sono di scorta su una Fiat Ritmo. Mentre iniziano le operazioni, esplode una bomba piazzata in un giardinetto vicino alla cassa continua. Subito dopo, 3 uomini escono da un'auto ferma lì vicina e iniziano a sparare. Carlo Beccari, guardia giurata, muore subito. 3 altre guardie sono ferite. I soldi, circa 100 milioni di lire, sono coperti dai detriti dell'esplosione. I banditi li lasciano lì. Salgono su una Y10 che era stata rubata a Ravenna e vanno via con il portellone posteriore aperto. Uno di loro è seduto nel bagagliaio con le gambe che sporgono dall'auto e impugna un fucile mitragliatore. Ha il passamontagna sul volto. Sembra una scena messicana. È Casalecchio di Reno, in Emilia-Romagna. Dice Antonella Beccaria, scrittrice, giornalista, autrice del libro Uno bianca e trame nere. La violenza inizia a manifestarsi e a dispiegarsi in tutta la sua forza, perché se prendiamo per esempio la rapina alla Coop di Casalecchio di Reno, noi vediamo che in orario di chiusura del supermercato, in attesa che arrivasse il furgoncino delle guardie giurate a prelevare l'incasso della giornata, viene posizionata una piccola carica di esplosivo, per cui c'è anche l'esplosivo, non ci sono solo le armi da fuoco nella storia della banda della Uno Bianca, e una bomba non particolarmente potente che deve sostanzialmente cogliere di sorpresa i vigilantes, e sparano con armi a ripetizione, in questo caso modificate, perché quel tipo di armi a ripetizione erano solo in uso militare, loro avevano la versione civile modificata, ed è una vera e propria azione di guerra. Nessuno mette in relazione le rapine alle Coop con quelle ai caselli autostradali, né tantomeno con la tentata estorsione al titolare dell'autosalone di Rimini. Eppure un elemento in comune è già evidente: l'uso massiccio delle armi e anche il tipo di armi. Spiega Alessandro Pavan, carabiniere in congedo ed esperto di armi. Le armi più frequentemente utilizzate dalla banda sono state senza dubbio quelle di foggia militare. Il Sig Manurin FSA, che è la versione civile del Sig 540, un fucile d'assalto. Il Beretta R70 Sport, che è la versione civile anch'esso del Beretta SC 7090, arma in dotazione all'esercito italiano. Diciamo che le versioni civili sono sostanzialmente diverse per la meccanica. Dal punto di vista estetico sono identici. Dal punto di vista meccanico sono caratterizzati dall'assenza del tiro raffica, elemento fondamentale, e a quel tempo dal calibro, perché il calibro 222 Remington era, diciamo così, utilizzato per i civili in luogo del 223, che è sostanzialmente lo standard NATO 5,56x45. Diciamo che per l'esività sono armi che possono essere paragonate alle armi da caccia. Il munizionamento disponibile per i civili è infatti limitato, non ha tutte le varianti che sono disponibili per gli usi militari. Per quello che riguarda le armi corte, i calibri più frequentemente utilizzati sono stati il 38 e il 357, calibri molto diffusi e con una disponibilità di munizioni commerciali molto ampia, anche in versioni particolarmente lesive per difesa, che prevedevano ad esempio le palle Jacketed Hollow Point, palle che hanno un disegno particolare per cui quando attingono il bersaglio tendono ad espandersi, garantendo la maggior cessione di energia possibile e quindi una maggiore lesività. Certo però che l'impatto visivo che hanno queste armi nei confronti di chi subisce una rapina o un assalto è sicuramente più
determinante rispetto a trovarsi di fronte a una doppietta da caccia. Ecco, questo secondo me è stato per loro un elemento determinante di scelta. I proiettili usati dalla banda della Uno Bianca sono quindi Jacket Hollow Point. Sono i diretti successori dei proiettili Dum Dum, che furono inventati alla fine del XIX secolo da un capitano inglese, Neville Bertie Clay, di stanza in India. In pratica, i soldati inglesi in India rimuovevano la parte della camiciatura, cioè la lega di rame che riveste il proiettile, che così una volta raggiunto il bersaglio si apriva a fungo, diventando distruttivo. Furono proibiti dalla Convenzione di Ginevra nel 1929. La sera del 20 aprile 1988 i banditi si appostano fuori dal supermercato Coop di via Gramsci, a Castelmaggiore, poco fuori Bologna. Sono a bordo di una Uno Bianca. Aspettano, ma il furgone quel giorno è arrivato prima. Decidono di andarsene. Sono nervosi e furibondi. In quel momento passa una pattuglia di carabinieri. Fa quel giro ogni sera. Si avvicina alla Uno Bianca, i 2 carabinieri aprono le portiere e stanno per uscire dall'auto. I 3 a bordo della Uno Bianca potrebbero scappare, coprirsi la fuga sparando. Invece sparano contro i 2 carabinieri, sparano decine di proiettili. Vogliono uccidere, non c'è altra spiegazione. Muoiono il carabiniere Cataldo Stasi e Umberto Erriu, entrambi di 22 anni. Un'infermiera che abita lì vicino sente gli spari e le urla, poi silenzio. Scende in strada. Ecco cosa raccontò. Ho sentito urlare e sono corsa in strada. Un carabiniere era per terra con la faccia verso la ruota posteriore dell'auto. Mamma, mi ha detto quando l'ho girato. Aveva il viso di un bambino. Dopo la respirazione artificiale si è un po' ripreso, ma solo per un attimo. L'altro era tra l'alfetta e la rete ferroviaria, in ginocchio, la testa sul sedile. Non ha detto nulla. Insieme con mio marito e un'altra persona l'ho girato e mi è sembrato che respirasse. Mi sono sentita una nullità. Morivano 2 ragazzi e non potevo farci nulla. Poi un minuto dopo è arrivata l'ambulanza e quella fretta mi è sembrata un po' irreale, quasi stonata. Per quei 2 ragazzi c'era ormai solo da piangere. Nei primi 9 mesi del 1988 i banditi della Uno Bianca hanno tentato 3 rapine alle Coop. Hanno ucciso 4 persone e ne hanno ferite 9. Non hanno portato via nemmeno una lira. Come già accaduto in altri casi, sulle rapine ai caselli e ai supermercati indagano procure diverse. Bologna, Rimini, Pesaro, Forlì, Cesena, senza parlarsi tra loro. Dice Giampiero Moscato. Questi agivano appunto in diverse province, perché Bologna, Forlì Cesena, Rimini, Pesaro, le Marche, insomma, ogni delitto competeva a una procura diversa. Dopo l'assassinio dei 2 carabinieri a Castelmaggiore, la Uno Bianca dei banditi viene abbandonata a circa 500 metri dal luogo dell'omicidio. Sul tappetino, all'interno della macchina, viene trovata la cartuccia inesplosa di una 38 Special e sul cruscotto un'impronta digitale. Solo anni dopo quell'impronta verrà attribuita, inequivocabilmente. Ma è sulla cartuccia che adesso bisogna concentrare l'attenzione. Perché nell'armadietto del bagno dell'abitazione di Salvatore Adamo, originario di Enna ma residente a Castelguelfo di Bologna, arrestato qualche settimana dopo per traffico di droga, vengono trovati 5 bossoli di 38 Special marca Winchester. Bossoli, non cartucce. Però quei 5 bossoli sono identici a un bossolo trovato sulla Uno Bianca. C'è qualcosa di strano però, perché dopo il ritrovamento dell'auto era stato detto che era stata rinvenuta solo una cartuccia inesplosa. Ora invece è saltato fuori anche un bossolo, cioè una delle parti di una cartuccia esplosa. Bisogna capire bene cos'è una cartuccia e cos'è un bossolo, che non sono la stessa cosa. Alessandro Pavan spiega che la cartuccia, nome comune della munizione che deriva dall'involucro di carta che un tempo conteneva la polvere da sparo, è composta da 4 parti. L'ogiva, o proiettile, o palla, che è l'elemento che viene proiettato verso il bersaglio.
Il bossolo, che è l'elemento che contiene la polvere da sparo o da lancio e che viene espulso dall'arma. La polvere da sparo o da lancio. E infine l'innesco, che è il piccolo cerchietto che, percosso dal cane, innesca la reazione di sparo. Il bossolo espulso, secondo la versione ufficiale, sarebbe stato trovato, dopo un controllo più attento, sotto un tappetino della Uno Bianca. Ma come un controllo più attento? Significa che i primi controlli di un'auto utilizzata da 3 persone che hanno ucciso 2 carabinieri sono stati fatti in maniera non accurata? Il fatto è che quel bossolo nella Uno Bianca è stato messo dopo, così come 5 bossoli identici sono stati piazzati apposta nell'armadietto del trafficante di droga arrestato, Salvatore Adamo. È un depistaggio, un classico, palese depistaggio. Lo si scoprirà piuttosto presto, 2 mesi dopo l'omicidio dei 2 carabinieri. Il 17 giugno viene arrestato a Bologna Domenico Macauda. È un carabiniere anche lui, brigadiere in servizio al nucleo operativo di Bologna. Ha messo lui quei bossoli, sia nell'auto degli assassini, sia a casa di Salvatore Adamo. Perché? Lo ha fatto, dice, per mettersi in luce coi suoi superiori. Per fare carriera, insomma. Ma ha senso? È credibile che quel bossolo sia stato messo nell'auto solo per il desiderio di un brigadiere di mettersi in mostra con i superiori? Scrisse Sandro Provisionato nel suo libro Giustizieri sanguinari. La Uno Bianca usata dagli assassini di Castelmaggiore è stata trovata dagli investigatori soltanto 36 ore dopo il duplice omicidio ed è stata consegnata alla polizia scientifica per le analisi. Quindi, come e quando Macauda avrebbe messo quel bossolo? Dice l'avvocato Alessandro Gamberini, che ha rappresentato l'associazione dei familiari delle vittime della Uno Bianca e ancora oggi si occupa del caso per conto di alcuni parenti delle vittime. E questo è avvenuto con la complicità di servizi, con la complicità di servizi che sono annidati nei carabinieri. C'è una vicenda che riguarda un carabiniere clamorosa, che è quella del brigadiere Macauda, forse se hai seguito l'Uno Bianca. Allora, questa vicenda del brigadiere Macauda è stata liquidata come un depistatore bizzarro che si mette in testa di fare un depistaggio. Lui non ha mai spiegato, tra l'altro, fino in fondo perché che vantaggio gliene veniva a depistare. Ma la cosa singolare è che è un depistaggio avvenuto in tempi e modi che sono incompatibili con l'idea di un depistaggio fatto ex post e sono invece del tutto compatibili con l'idea di un complice della banda, forse anche di un complice dell'omicidio. Parliamo della vicenda dei carabinieri Stasi e Del Riu, che vengono uccisi il 20 aprile del 1988. Secondo l'avvocato Gamberini, ci sono circostanze che fanno pensare a tutto tranne che a un depistaggio organizzato per fare carriera, come sostenne il brigadiere Macauda. Quella storia, dice Gamberini, non è mai stata chiarita. Secondo l'avvocato c'è altro che ancora, dopo tanti anni, non è emerso. Parlando ancora di Macauda, l'avvocato dice di aver messo il proiettile sparato dalla sua pistola dietro il sedile. Andiamo, ripeto, di tempi, come dire, 1 giorno e mezzo dopo l'omicidio, e poi collocherà 4 proiettili uguali a quello sparato dalla sua pistola, li collocherà nella casa di un pregiudicato che poi verrà accusato ovviamente dell'omicidio, perché quando si scoprirà che i 4 proiettili sono identici a quello trovato nella macchina, c'era l'identificazione fatta. A questa operazione poi comprenderà il fatto che lui lima il cane della sua pistola perché non si possano ricondurre i proiettili alla sua pistola. Ma guarda caso emergono 2 circostanze che non sono state valorizzate. La prima circostanza è una cosa significativa di quadro, cioè i carabinieri chiedono a tutti i componenti del nucleo operativo dei carabinieri di Bologna di dare le armi per fare la verifica sui proiettili, e i primi sospettati da parte dell'Arma come indagine amministrativa sono i carabinieri del nucleo operativo, cioè i carabinieri, ripeto. E questo è il primo passaggio di cui non si è mai saputo niente e che emerge invece molto significativamente. Andrebbe spiegato perché i carabinieri sospettavano di quelli del nucleo operativo. Primo passaggio.
Il secondo passaggio, quando Macauda dice di avere messo il proiettile dietro il sedile, sparato dalla sua pistola e poi fatto tutta l'operazione del depistaggio, ma c'è un carabiniere che deporrà davanti alla Corte d'Assise che dice che c'era già un proiettile dietro il sedile di guida, e quindi la Corte d'Assise, quando sentirà questo carabiniere, si accontenterà di dire forse allora l'ha sostituito. Capisci il meccanismo? Cioè, il meccanismo non è più un meccanismo solo di un depistaggio, è un meccanismo di uno che prende un proiettile, che avrebbe preso un proiettile sparato dagli assassini, e mettendocene un altro e facendo sparire il proiettile sparato dagli assassini, che è già un'operazione questa un po' diversa dal depistaggio, perché è un'operazione che consiste nel cancellare la prova di un omicidio nei confronti dei tuoi commilitoni. Per tutto il 1988 si alternano rapine ai supermercati. Il 19 settembre i banditi si presentano alla Coop di via Curiel, a Forlì. In pieno giorno mettono una bomba per aprire la cassaforte esterna, quella della cassa continua. Uno dei rapinatori spara verso la gente che scappa. Un altro lancia piccoli ordigni. Feriscono 3 persone e non rapinano nulla. Uno dei banditi, anni dopo, dal carcere, dirà che quello di Forlì era stato un esperimento. Il 13 ottobre tocca alla Coop di via Massarenti, a Bologna. 2 guardie giurate stanno caricando l'incasso sul furgone blindato. Si avvicina un uomo vestito male, sembra ubriaco, farfuglia qualcosa. Una delle 2 guardie giurate gli dice: «Dai, vai via, nonno, è meglio, è tutto il giorno che stiamo lavorando». L'uomo insiste. Si avvicina sempre di più alle 2 guardie. Loro gli intimano l'alt, puntano le pistole. A quel punto da dietro qualcuno inizia a sparare. Ancora una volta i colpi sono tantissimi. Le 2 guardie giurate vengono ferite. Un'altra, rimasta al volante del furgone, scappa. I banditi prendono il sacco con 100 milioni di lire e se ne vanno a bordo di un Alfa 33. Non si è mai scoperto se l'uomo che farfugliava e si avvicinò alle guardie giurate fosse stato pagato dai membri della banda. Non è mai stato identificato. Il 12 novembre la banda attacca un'altra Coop in via Giolitti a Pesaro. Portano via 159 milioni di lire. Intanto si è imposta un'ipotesi investigativa. A compiere le rapine alle Coop sarebbero i cosiddetti pendolari del crimine. Si tratterebbe di banditi siciliani, precisamente della provincia di Catania, che fanno colpi in trasferta, aiutati da complici che vivono al nord. Arrivano, si fermano 2 giorni, rapinano e poi tornano a casa, in Sicilia. Il 26 giugno 1989, poco dopo le 22, davanti al supermercato Coop di via Gorchi, a Bologna, nel rione Corticella, arriva il furgone portavalori per ritirare l'incasso. Una guardia giurata scende e apre la cassa continua. 3 altre guardie giurate si dispongono a ventaglio per proteggerlo. Un'altra rimane al volante del furgone. Da una 1 bianca parcheggiata scendono 2 persone, sparano, tutte le guardie giurate cadono a terra. 2 sono in condizioni gravissime, ma si salveranno. La 5ª guardia giurata scappa a bordo del furgone. I banditi prendono il sacco con i soldi e a piedi, sparando in aria, vanno verso l'auto. In quel momento un uomo di 53 anni, Adolfino Alessandri, gira l'angolo in sella a una bicicletta. Dice Giampiero Moscato. Adolfino Alessandri, il passante della rapina alla Coop di via Gorchi, ebbe il coraggio di dire in bolognese: «Che ça fait delinquent, cosa fate delinquenti?» E il lungo della banda tornò indietro per assassinarlo, non aveva nessun tornaconto, fu proprio un gesto punitivo. Adolfino Alessandri è stato ucciso con un colpo di fucile Beretta semiautomatico AR-70. Un passante ucciso, 4 guardie giurate ferite, 2 delle quali con riserva di prognosi, e il tragico bilancio della rapina tentata e solo in parte riuscita ieri sera poco dopo le 22 a Bologna, ai danni della Coop Emilia Veneto del quartiere Corticella. Un comando di almeno 5-6 banditi ha atteso che un furgone portavalori scortato da un'autovettura si fermasse davanti alla Coop per il prelievo dalla cassa continua dell'incasso del lunedì.
Le 4 guardie giurate del corpo dell'elmetto avevano appena effettuato il prelievo quando veniva fatto esplodere un ordigno con lo scopo evidente di creare disorientamento. Quasi contemporaneamente una pioggia di fuoco, si parla di fucili a pompa e di pistole, si abbatteva sulle guardie che non avevano il tempo di reagire. I banditi si sono impossessati soltanto di una sacca contenente 38 milioni e sono fuggiti verso la parte posteriore del magazzino. Qui si sono imbattuti in un ciclista di 53 anni, Adolfino Alessandri, che li ha apostrofati con durezza. La reazione dei banditi è stata spietata. Con una spinta lo hanno fatto cadere e quindi lo hanno freddato con un colpo di pistola, dicendo «devi morire». Ciò che si sa di quella banda è che c'è un bandito più alto, lo chiameranno il lungo, e uno più basso, il corto, e che uccidere non sembra per loro rappresentare un problema. Eppure in procura a Bologna c'è chi è convinto che la banda delle Cop sia già tutta in carcere. Nel maggio del 1989 il pubblico ministero Giovanni Spinosa aveva firmato la richiesta di 17 ordini di custodia cautelare. Tra loro ci sarebbero stati anche 4 presunti assassini dei 2 carabinieri di Castelmaggiore. Tutti e 4 hanno precedenti penali. Verranno scarcerati nell'ottobre del 1990. Quell'anno, il 1990, si apre con un tentato omicidio. Alle 21 del 2 gennaio, in via Aldo Moro, a Bologna, nei pressi della fiera, un cittadino di origine marocchina, Drissa Kesbi, 22 anni, sta camminando insieme a un suo parente. Si avvicina a una Volkswagen Golf nera, con a bordo 4 persone. Si abbassa il finestrino, spunta una pistola, gli sparano 6 colpi. Il ragazzo resta a lungo in coma, ma si salva. Si saprà dopo, grazie alle confessioni, che si è trattato del battesimo del fuoco per uno nuovo della banda. È la prima volta che sparano per uccidere al di fuori di una rapina. Lo faranno ancora contro cittadini stranieri e cittadini di etnia rom. Disse uno dei magistrati anni dopo: se quei criminali avessero potuto scegliere se sparare a una persona di carnagione bianca o a una di carnagione nera, avrebbero preferito farlo nei confronti della seconda. C'entra anche il razzismo in questa storia. Il 15 gennaio, alle 9 del mattino, in 4 tentano una rapina a un ufficio postale di via Emilia Levante, a Bologna. È un tentativo assurdo, folle, che ancora una volta non frutterà nemmeno una lira, ma per cui, ancora una volta, viene utilizzata quella che viene definita una potenza di fuoco sproporzionata, impensabile. Alle poste a quell'ora c'è già una discreta fila, soprattutto anziani in attesa per ritirare la pensione. 2 dei 4 banditi entrano nell'ufficio. Uno mette una bomba all'altezza del vetro che separa gli utenti dagli addetti e poi urla di stendersi tutti a terra. L'esplosione è fortissima. I feriti sono più di 50. Un uomo di 62 anni subirà l'amputazione delle gambe e morirà un anno dopo. Dentro l'ufficio postale e fuori, i banditi sparano con pistole e fucili. Poi scappano, senza riuscire a portar via niente. Dice Antonella Beccaria. Quando esplode, questa bomba fa un morto e 45 feriti. È praticamente un miracolo che non ci siano state più vittime. Peraltro feriti molto gravi, che vengono colpiti da schegge di metallo, di vetro, di legno, che vengono sparate ovunque all'interno dell'ufficio postale. Ci sono feriti di quel fatto che per tutta la vita si porteranno addosso le schegge e le conseguenze di quell'assalto. Per di più, nel momento in cui i banditi se ne vanno, sparano verso i piani alti dei condomini che stanno intorno, a respingere le persone e a farle ritirare all'interno delle proprie abitazioni. Sono rapinatori e sono assassini. Usano tecniche terroristiche e da stragisti. L'avvocato Gamberini ha una convinzione. La vicenda dell'Uno Bianca si iscriva a pieno titolo nella strategia della tensione. Quindi non solo è la strategia di un gruppo terroristico, lo era già all'epoca in maniera lineare, come dire, era evidente a me che ero l'avvocato dei familiari delle vittime, era evidente al punto che io presentai una memoria nella quale, evidenziando il fatto che la giurisprudenza consentiva di disgiungere la finalità di terrorismo da quella di eversione,
pur non capendo all'epoca se c'erano elementi di eversione, ma sicuramente c'era una finalità terroristica, emergeva, ma da tutte le azioni che hanno fatto, e ce ne sono alcune fatte a questo scopo esclusivo, che il loro scopo era creare panico, creare terrore in questa regione, in questa città, quindi fare degli atti che avevano questa finalità. La finalità di terrorismo non è mai stata contestata. Questo è un altro degli elementi inquietanti di questa vicenda, perché il PM che prese in mano nel 1994 la vicenda, quando ci fu la scoperta della banda, non intese farlo, e è uno dei tanti elementi che fa capire come si sia voluto stendere rapidamente un velo di silenzio su possibile approfondimento. Dal 25 gennaio al 13 settembre 1990 la banda compie 10 rapine. 3 caselli autostradali, 2 supermercati e 5 distributori di benzina. Hanno scoperto che le rapine ai distributori sono abbastanza facili e comportano pochi rischi. Il 6 ottobre uccidono ancora, con lucidità e senza alcun motivo. Sono le 19:35, Bologna, via Zanardi, quartiere Lame. C'è un uomo che sta camminando, si chiama Gilberto Bonafè. Da dietro arrivano 2 uomini, hanno il passamontagna. Li puntano contro una pistola 38 Special e una 357 Magnum. Dicono: dacci il borsello, qui ci scappa il morto. L'uomo corre verso un negozio, un tabaccaio ancora aperto. Gli sparano al braccio sinistro. Lui si ferma e stringe il braccio, uno dei 2 gli si piazza di fronte e gli spara all'inguine. Poi i 2 rapinatori entrano nel negozio, prendono i soldi della cassa e se ne vanno. Fuori, sul lato opposto della strada, c'è un uomo. È fermo in auto, vede tutto. Si chiama Pino Zecchi. È lì perché sta aspettando la moglie e la figlia che sono state in gita aziendale in Svizzera. Il pullman le riporterà in quel punto. Pino Zecchi prende una penna e un foglietto dal vano del cruscotto, scende dalla sua auto e grida alle persone affacciate: chiamate il 113, chiamate il 113. Intanto annota il numero di targa dell'auto, una Fiat Uno grigio chiara, su cui i banditi stanno risalendo. Da una finestra qualcuno grida: vada via, svelto. Lui risponde: sì, prendo solo il numero di targa. Uno dei banditi sente, si gira e lo vede. Torna indietro. Intanto Primo Zecchi è risalito in auto. Il bandito si avvicina, lo prende per il bavero, lo fa scendere. Gli spara 2 colpi alla testa. Lo uccide per punirlo, per mostrare a tutti, ancora una volta, che nessuno si può mettere contro la banda. L'auto, quella Uno grigia, era rubata. Il fatto che Primo Zecchi avesse annotato la targa non aveva nessuna importanza. Quella macchina sarebbe stata comunque abbandonata poco dopo. Eppure l'hanno ucciso. Arriva il pullman che torna dalla gita. Racconterà, intervistata da Rai 2, Rosanna Zecchi, moglie di Primo, che diventerà poi presidente dei familiari delle vittime della Uno Bianca. Quando siamo arrivati abbiamo visto una gran confusione e tutti a chiedersi: ma cosa è successo? Ci sono le macchine di polizia, c'è di tutto e di più, e poi proprio dal pullman abbiamo visto questo lenzuolo con qualcuno sopra. C'è stata una rapina. A quel punto mia figlia comincia a dire: mamma, non vedo papà. Allora c'era un signore lì, fa: ma come si chiama tuo padre? Zecchi Primo. Dice: allora è quello che è steso per terra. Il 10 dicembre alle 19, una Fiat Uno bianca, con 3 o 4 persone a bordo, si ferma davanti al campo nomadi di Santa Caterina di Quarto. Ne scendono 2 persone che sparano con l'AR-70 e una pistola revolver. Sparano su tutte le persone che vedono. Ne feriscono 9. 12 giorni dopo, verso le 13, nel piazzale dell'Ipercop di via Alcide De Gasperi a Bologna, sparano contro 2 cittadini tunisini, Loussine Belgourk e Youssef Mounafdif. Entrambi sono feriti. Il giorno dopo, alle 8:20 del mattino, una Uno bianca arriva davanti a un altro campo nomadi, in via Piero Gobetti. Scende una sola persona, altre 2 restano a bordo. Spara con la R70. Muore Rodolfo Bellinati, 27 anni, che sta caricando del materiale sulla sua Apecar. Muore anche Patrizia della Santina, 34 anni, che è raggiunta da un proiettile dentro la sua roulotte.
Alle 17:15 del 27 dicembre, 2 uomini a bordo di una Uno bianca entrano in un distributore Esso di Castelmaggiore. Il corto rimane fuori, appoggia il fucile sul tettuccio dell'auto e tiene sotto tiro le persone nel piazzale. Il lungo entra nel distributore, si fa consegnare tutti i soldi, poi spara al titolare e lo ferisce. C'è un uomo che ha visto tutto. Si chiama Luigi Pasqui, ha 50 anni, era lì per lavare l'auto. Il bandito gli spara e lo ammazza. Poi 2 risalgono in auto. Con calma vanno verso Trebbo di Reno, dove hanno lasciato un'altra auto. Scendono dalla Uno bianca, lasciando gli sportelli aperti. C'è un uomo poco lontano. Ha 33 anni, si chiama Paride Pedini, vede la scena, si avvicina per guardare meglio l'auto lasciata con le portiere aperte. I banditi se ne accorgono. Uno torna indietro. Spara prima alle gambe di Pedini, poi quando l'uomo è a terra, gli spara alla testa e lo uccide. Quando quella sera cessano gli spari, ci sono 2 morti e un ferito, che si vanno ad aggiungere a un elenco che è già lungo. Nessuno ha ancora capito, nemmeno intuito. In procura qualcuno è ancora convinto che la banda delle Cop sia stata fermata e che gli episodi non siano collegati. Eppure qualche indizio c'era, qualcosa almeno per intuire, per farsi venire un dubbio. Subito dopo una delle rapine a un supermercato Coop a Pesaro nel 1988 venne diramata un'allerta. I banditi sono a bordo di una Renault 18 grigio metallizzato. A un posto di blocco i carabinieri fanno accostare proprio una Renault 18 metallizzato, esattamente come quella segnalata. A bordo ci sono 2 persone, proprio come 2 erano i rapinatori della Coop. Il finestrino dell'auto si abbassa, i carabinieri chiedono i documenti. L'uomo alla guida prende il portafogli, ma invece della patente o della carta d'identità dà al carabiniere un tesserino. È un tesserino della Polizia di Stato. L'uomo seduto accanto, sul sedile del passeggero, dice solo «Anch'io». Poi il carabiniere dice «Sapete, c'è stata una rapina». L'uomo alla guida risponde «Abbiamo saputo». Il carabiniere fa cenno ai 2 di andare. L'auto riparte e se ne va. Prima che ascoltiate la seconda parte di questa storia, vi chiedo qualche istante di pazienza per dirvi una cosa importante su questo podcast. Se ascoltate Indagini ogni mese, forse avrete imparato a conoscere ed apprezzare le cose che lo rendono diverso da molti altri podcast che si occupano di storie simili. Cerchiamo di usare un linguaggio semplice e chiaro e di spiegare sempre anche le cose più complicate. Ci sforziamo di stare alla larga da ogni sensazionalismo. Indagini è il frutto di questo approccio, lo stesso che da 13 anni distingue il lavoro del Post, il giornale online che produce indagini e senza il quale, forse, un podcast come Indagini non ci sarebbe. Se non conoscete il Post, vi consiglio di leggerlo e di frequentarlo per informarvi meglio ogni giorno. Fate una prova e giudicate voi. Se lo conoscete già, sapete che gli articoli, i podcast e le newsletter del Post sono gratuite per tutte e tutti grazie a un approccio unico nel mondo dell'informazione italiana. Tantissime persone che condividono i principi giornalistici del Post si abbonano per permettergli di crescere, fare di più e informare meglio il maggior numero di persone possibile. E poi, certo, ricevono anche qualcosa pensato per loro. Ad aprile il Post compie 13 anni e quindi auguri, grazie ad abbonati e abbonati che lo rendono possibile e grazie a tutti voi se deciderete di abbonarvi e fare la vostra parte. Per maggiori informazioni andate su abbonati.ilpost.it. Avete ascoltato la prima parte della nuova storia di Indagini sulla banda della Uno bianca. Trovate già la seconda parte sull'app del Post e su tutte le principali piattaforme di podcast. Indagini è un podcast del Post, scritto e raccontato da Stefano Nazzi. Ascolta dal 4 aprile Le Onorate, donne dentro e contro l''ndrangheta, un podcast del Post di Stefano Nazzi e Anna Sergi,
realizzato in collaborazione con Disney Plus in occasione dell'uscita della serie The Good Mothers.